fatto lascivo sotto molti punti di vista, ha lasciato molto giocare. Nel frattempo prova il numero 9 dell'Alcamo, Marchese, a tirare da fuori aria, tiro però troppo alto, non inquadra lo specchio della porta, che prova a costruire con un pallonetto ancora per Marchese, che prova a farsi strada tra la difesa e si appoggia poi a Grillo, che non trova lo specchio della porta però. Lancia lungo la squadra ospite, spizzata di testa al numero 10 e poi sfiorato lo specchio della porta. Cross in mezzo, intercettato e letto bene dalla difesa della Gemini. Poi tentativo di tiro da parte del numero 11 Grillo, sicuro. Demiere va. Messa laterale, battuta alla Gemini, numero 99 che prova a mettere in mezzo il pallone, ci arriva e sfiora il gol. Numero 9 Stassi, ancora possesso Gemini, che prova a ritagliarsi uno spazio, tiro da fuori aria che sfiora lo specchio della porta. Altre grande occasione, stavolta tra i piedi del numero 10 Muratore all'Alcamo, che opta ancora una volta per un lancio lungo tra i piedi di Marchese, che trova il gol del vantaggio. Nel frattempo Alcamo che prova ancora a farsi spazio sulla corsia di sinistra, crossando in mezzo, non ci arriva per un soffio Grillo. Calcio d'angolo battuto, pallone tra i piedi di Stassi che tenta il tiro e sfiora di un soffio il gol che avrebbe rimesso in parità il match. Difensivo che regala un pallone pericolosissimo all'Alcamo, scatta il numero 11 in aria, che prova a sfidare Demiere, che risponde presente e prova a servire sull'altra corsia il numero 21 completamente da solo, che poi si appoggia a un Muratore che non riesce a avere la giusta potenza al tiro, si appoggia al numero 83 che riesce ad agguantare il pallone. Questo Lucera che crossa in mezzo per i suoi compagni, prova ad arrivarci in testa Stassi. Buona lettura da parte del numero 3 dell'Alcamo. Nel frattempo ancora Marchese, ci arriva, poi riesce a trovare il gol del vantaggio, ma per l'arbitro non è regolare. Chiamato lo schema e battuto il calcio d'angolo e ci mette una pezza Demiere, grandissimo altro rischio. Operato all'Alcamo che prova a lanciare Marchese, che adesso è in 1 contro 1 in aria, supera il numero 22 e poi prova il tiro. Altro intervento proverbiale da parte di Demiere, che si va per il quinto minuto di recupero, battuto, non allontanato ma ancora tra i piedi della Gemini, che batte lungo a cercare gli uomini in mezzo, allontana però l'Alcamo, palla però che rimane lì e ci prova. È miracoloso l'intervento di Misseri sul tiro di Stassi, è andato vicinissimo ad acciuffare il pari.